Piccolo di camera. Nella lingua gente di mare è mettere a posto le cabine del comandante, del primo ufficiale di coperta e dell'ufficiale di macchina. Quando nasceva un neonato maschio in quegli anni era usanza suonare la banda musicale e così fu per me e per mio fratello Jano, il più piccolo. Avevo sempre fame, guardavo e cercavo pezzi di pane duro da mettere sotto i denti. Tra l'altro in questo periodo, negli anni 43-45, la corrente elettrica arrivava a singhiozzo e avevamo solo una lampadina di colore blu per appartamento, dato che sia di giorno che di notte la città veniva sistematicamente bombardata da squadriglie di fortezze volanti anglo-americane. Quando arrivavano le bombe ci riparavamo sotto il tavolo da pranzo. Addirittura un giorno Jano, mio fratello più piccolo, si mise dentro un cassetto della credenza. Eravamo abituati a vedere nel cielo 4-5 fortezze volanti, attorniate da nuvolette bianche sparate dai nostri cannoni a difesa della città. Improvvisamente una nuvoletta colpì un aereo che incominciò a scendere in picchiata, lasciando una grossa striscia di fumo bianco. Subito io e altri ragazzi ci dirigemmo dove cadde l'aereo, verso il centro della città, in via Messina, vicino alla stazione centrale. Questa via era piena di torri dove si lavorava allo zolfo, le ciminiere. La scena che si presentò fu come quella di un film, agghiacciante. Gente sanguinante a terra che chiedeva aiuto, diversi corpi semicoperti dalle macerie e un forte nuvolone causato dalla polvere di zolfo che oscurava il cielo e la vista. Noi ragazzi impauriti e poi incuranti andavamo in cerca di pezzi del velivolo per poi portarli via e metterli una tegola in pendenza sopra il fuoco dove forgiavamo strane forme e oggetti. In seguito mio padre si organizzò per aprire un piccolo chiosco per vendere frutta e verdura e costruire un carrettino per il rifornimento dei prodotti. Mi rimasero impresse le ruote fatte di legno con una grossa circonferenza rispetto al piano d'appoggio. Comunque quel lavoro non è durato a lungo. Aveva allestito un piccolo salone da barba, però durò poco, non aveva clienti e dopo un periodo ha dovuto chiuderlo. Passato un breve periodo da disoccupato, mi iscrissi all'ufficio di collocamento gente di mare e dopo un po' trovai lavoro in una petroliera. Per imbarcarmi dovevo andare al porto di Palermo, dove si trovava la petroliera. Così mi diresse alla stazione di Catania per prendere il pullman. Salì e subito siamo partiti. Però vidi alla mia sinistra la playa di Catania. Mi assalì un dubbio e domandai all'autista: dove siamo diretti? Lui mi rispose: a Siracusa. A posto siamo. Avevo sbagliato, così scesi una stazione di rifornimento in attesa di un pullman che ritornava a Catania e finalmente presi quello giusto per Palermo. Arrivato al porto trovai la petroliera, mi presentai subito al comandante che mi assegnò una piccola cabina a poppa dove il rumore del motore era assordante sia di notte che di giorno e quando c'era mare grosso. La prua affondava e la poppa si alzava sopra le onde, l'elica girava a vuoto. La mia qualifica era piccolo di camera. Dovevo pulire e sistemare le cabine degli ufficiali, che erano il comandante, l'ufficiale di coperta e l'ufficiale di macchina.